oggi per ricordare tutto quello che purtroppo abbiamo vissuto 6 anni fa. Mi ricordo era l'8 marzo del 2020 e io ero a Bergamo e stavo lavorando. A un certo punto il mio datore di lavoro, sapete benissimo che trasportavo turisti che andavano a prendere in vacanza oppure per lavoro negli aeroporti. Mi ricordo che mi è arrivato un messaggio che mi è rimasto bene impresso in maniera indelebile: torna a casa perché non c'è più lavoro, perché è stato sospeso tutto quanto. Sono ritornato a casa e da lì è iniziato probabilmente uno dei momenti, penso il momento più buio e più triste dei nostri ultimi 50 anni. Un momento è un periodo che ha segnato tutti noi. 180.000 morti ci sono stati in Italia per il Covid, cifre incredibili. E oggi siamo qui per ricordare tutte queste vittime, ma soprattutto ringraziare tutte quelle persone che in prima persona hanno cercato di essere vicini in maniera encomiabile a quel momento così difficile. Mi ricordo gli ospedali che erano praticamente assaltati ogni giorno, gli unici veicoli che giravano erano le autovetture della Croce Verde, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, che cercavano di capire e di gestire questo momento particolarmente difficile. Perciò grazie a tutti i volontari, a tutte le persone che non hanno mai guardato l'orologio, perché è stato un momento veramente difficile, e in maniera responsabile e consapevole hanno cercato di assistere e di portare avanti in un futuro che era molto ma molto incerto, ce lo dobbiamo dire. Abbiamo superato questo momento, 180.000 morti, ma ancora oggi, se chiudiamo gli occhi, vediamo quel periodo così triste, soprattutto anche per i giovani che non capivano, perché è stata veramente un momento che ha segnato tutti noi. I ragazzini che non capivano perché dalla mattina alla sera non si poteva più uscire di casa, non si poteva più andare a scuola, non si poteva più vivere normalmente la loro adolescenza. L'ultimo pensiero va credetemi, alle nostre coscienze, se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, ma ci dobbiamo fidare in certi momenti di chi governa praticamente la responsabilità dei nostri destini. Perciò oggi comunque siamo qui proprio per ricordare tutte queste persone. Grazie a tutti voi. Do la parola. Buongiorno a tutti, sono qui in rappresentanza del direttore generale dell'azienda Urs 5 Polesana, che ringrazia il signor Sindaco della città di Adria per questo invito e che accoglie questo ospedale sul proprio territorio. Ringrazio e saluto anche tutte le autorità oggi presenti per commemorare questa giornata nazionale. Sono trascorsi 6 anni, avete sentito, è un evento che ha profondamente segnato questo nostro paese. Voglio innanzitutto rendere omaggio alla memoria di tutte le vittime e in veste di direttore di ospedale, di questo ospedale, voglio ricordare il sacrificio, la dedizione che hanno avuto i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, che hanno continuato a lavorare e assicurare senza sosta l'assistenza sanitaria a chi ne aveva bisogno, e in primo luogo a questo territorio, al proprio territorio. E questo senso di appartenenza è molto importante ed è molto sentito da chi lavora in questo ospedale con la cittadinanza. La nostra presenza è proprio testimoniare questo, essere presenti. E ringraziamo ancora perché veniamo considerati parte di questa comunità. Una parola in più la aggiungo: sono stati momenti molto difficili per chi ha lavorato in sanità. C'è stata una forte collaborazione con le forze dell'ordine,
Anch'io ricordo quei momenti, strade deserte, viaggiavano solo i mezzi sanitari, gli operatori. È stato fermato varie volte ormai con i carabinieri che giustamente facevano i controlli, ci conoscevamo poi. Ma questo fa capire il periodo che abbiamo vissuto e nonostante tutto ne siamo usciti più forti, più consapevoli, sapendo che se si uniscono le forze nei momenti difficili ogni cosa può essere superata, anche se questo ha un prezzo. Avete sentito, 180 morti, il prezzo c'è stato, però bisogna fare tesoro di quello che è stato, perché è importante la collaborazione di tutti quando ci sono questi eventi, anche se ci sono incomprensioni, non si ha la pretesa, non possiamo avere la pretesa che tutti comprendano nello stesso modo cosa si sta facendo. Si sbaglia anche, gli errori ci sono, ma chi non lavora non commette errori. Quando si lavora è inevitabile, l'importante è sapere che quello che è stato fatto secondo coscienza, pensando al bene della collettività. Grazie ancora per l'invito, signor Sindaco. Grazie dottore. La parola alla direttrice della Casa di Riposo. Come Casa di Riposo non potevamo mancare qui oggi. La Casa di Riposo probabilmente è stata uno dei punti più toccati da questa immane tragedia. I nostri nonni, prima abbiamo ricordato i ragazzi, i giovani che non potevano andare a scuola, i nostri nonni non potevano vedere i loro cari, i loro familiari. Quindi in quel periodo i loro cari, le loro famiglie sono diventati i nostri operatori, i nostri infermieri, i nostri sanitari, i volontari della Croce Verde che erano presenti con noi tutti i giorni. E è stato sicuramente un periodo impegnativo che però ci ha anche unito, ci ha anche regalato dei pensieri, dei sentimenti positivi nonostante tutto. Oggi io qui ho portato 3 rose bianche e voglio ricordare tutti gli anziani che ci hanno lasciato in quel periodo, gli anziani che sono sopravvissuti a quel periodo e che ci hanno aiutato a darci forza e coraggio per portare avanti la nostra attività. Chiude questa serie di piccoli interventi volutamente il presidente di Croce Verde. Ci sono tante parole che dovremmo dire per Croce Verde, però la parola più importante è grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie Sindaco. Allora, buongiorno a tutti, autorità civili, militari, cittadini, ma soprattutto i volontari. Ci troviamo oggi ad onorare la memoria delle vittime della pandemia di Covid. È una giornata che porta con sé un silenzio profondo, lo stesso silenzio irreale che avvolgeva le nostre strade e le nostre piazze in quei mesi drammatici. Il nostro primo doloroso pensiero va a chi non è più tra noi, a coloro che questa malattia ha portato via, troppo spesso nella solitudine di una stanza d'ospedale o della propria casa, senza il conforto dell'ultimo abbraccio dei propri cari. Le loro famiglie, a chi è stato negato persino il rito del lutto, va il nostro braccio più stretto, il nostro dolore e il dolore di tutta la nostra comunità. Come presidente di questa associazione, porto qui la testimonianza di chi in quel silenzio ha fatto risuonare le sirene della speranza e dell'aiuto. Ricordo i giorni della paura e dell'incertezza, quando il nemico era invisibile e sconosciuto, ma ricordo soprattutto ciò che è emerso in risposta a quella paura. Un coraggio straordinario. I nostri volontari e i nostri operatori non si sono tirati indietro. Hanno indossato tutte asfissianti, doppie mascherine, visiere che si appannavano per la fatica e per le lacrime. Hanno fatto turni massacranti, sfidando il rischio del contagio per se stessi e per le proprie famiglie. Non abbiamo portato solo bombe d'ossigeno o barelle. In quei giorni in cui il contatto umano era vietato, le mani guantate dai nostri soccorritori sono state spesso l'ultimo contatto amico per molti pazienti. Uno sguardo rassicurante dietro una visiera, una parola di conforto durante un trasporto in ambulanza. I nostri volontari, i nostri collaboratori sono stati il filo che teneva unita l'umanità quando tutto sembrava sfaldarsi. Ricordo, oltre ai servizi in ambulanza, quelli svolti per la consegna di farmaci, della spesa,
dei referti medici. Vedere negli occhi di chi aspettava con ansia il tuo arrivo, a volte non solo per la necessità di quello che si trasportava, ma proprio anche per quel surrogato di contatto umano, quella parola scambiata con qualcuno di amico in quei momenti di isolamento sociale, di assoluta solitudine e paura. Oggi siamo qui per non dimenticare. La memoria non deve essere solo un esercizio rivolto al passato, ma un faro per il nostro futuro. La pandemia ci ha insegnato quanto siamo fragili, ma ci ha anche dimostrato che nessuno si salva da solo. La solidarietà, il senso di comunità, il valore imprescindibile della sanità pubblica e del volontariato sono le fondamenta su cui dobbiamo continuare a costruire la nostra società. Quindi, a nome di tutta la Croce Verde, rinnovo il nostro impegno a essere sempre presenti, oggi come ieri, al servizio di chi ha bisogno. E alle vittime del Covid-19 la nostra promessa più solenne, che non vi dimenticheremo mai.